domenica Christian Zorix, che è arrivato al suo posto, il nostro playmaker lettone. Sorpresina finale, perché il tempo ormai è tiranno, eccola qua. Beh, questo è fantastico, non è un fotomontaggio, lo è, chi lo sa? Perché sabato cosa succede, Miki? Sabato 24 gennaio passerà la torcia olimpica a Udine, io con tanti atleti che rappresentano la regione del Friuli Venezia Giulia porteremo la fiaccola nelle vie della città. Sarà una festa. Qualche nome. Ci sarà Mara Navarria, ci sarà De Agostini, Tara Dragas, quindi insomma nomi importanti. Che meraviglia. Ma anche ci saranno la Comello dello spettacolo, verrà DJ Ringo, insomma una festa della città. Ci si troverà a partire da Viale Trieste, poi la fiaccola olimpica passerà su tutto il tragitto che è ben specificato e poi arriverà in Piazza Libertà, in cui ci sarà il grande palco con l'apertura anche Udine come città che fa parte delle province vicine dove passerà la torcia. E poi vengo a vedere che tragitto via della Vittoria, numero 117, 7 più 1 più 1 fa 9, quindi lì ci sarà tanta gente, venite perché questo è un evento importante, i colori bianconeri saranno anche loro alle Olimpiadi, per me è un onore, è veramente un'esperienza indimenticabile e poterla vivere con tanti tifosi bianconeri e portare a conoscere anche a Milano Cortina che cos'è il mondo Apu, per me è un grande motivo di orgoglio. Il nostro brand ambassador porterà la fiamma olimpica, ho i brividi per te, che onore averti qui con noi. Perché ormai siamo pronti, è l'ultima tappa e poi si va direttamente a Cortina. Il nostro tedoforo per un giorno, Michele Antonutti, noi dobbiamo salutarvi, ci vediamo giovedì prossimo per analizzare la sfida di Brescia e la gara che ci attende a Tortona. Grazie da Fede Bigotto. Grazie a voi. E buona serata a tutti con Bianconeri e Canestro. Feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game?